L'ultimo report di ACI e Istat relativo agli incidenti stradali del 2022 vede invertire la rotta degli ultimi anni e torna a vedere in crescita considerevole il numero degli incidenti stradali. Le immagini che vedete sono relative solo ad alcuni incidenti avvenuti nel solo mese di luglio in Veneto e danno il senso della drammaticità della situazione, aggravata dalla presenza su strada di mezzi sempre diversi, basti pensare a monopattini e bici elettriche. E poco consola il fatto che ancora non si sia superata la quota pre-pandemia, perché nel frattempo la tecnologia ha aggiunto sicurezza alle auto nella direzione di una guida sempre più assistita da intelligenza artificiale. Malgrado questo, i morti sono 3.159 in Italia, quasi il 10% in più del 2021. 454 incidenti al giorno con 8,7 morti, uno ogni 3 ore e 612 feriti, 25 ogni ora. E di questo passo l'obiettivo zero morti sulle strade fissato per il 2050 dall'Unione Europea e dall'ONU è un miraggio. In Veneto le vittime sono state 321 lo scorso anno, 13.220 gli incidenti, 800 più del 2021, 17.286 i feriti, anche in questo caso 800 più del 2021. Numeri che parlano di drammi familiari e umani che sopravvivono alla tragedia lasciando dolore e disperazione. Le cause quasi sempre imprudenza, cellulare, velocità. Di qui l'appello dell'Associazione Vittime della Strada a portare più prevenzione e a parlarne di più e a continuare a rendere sempre più pesanti le sanzioni per chi non rispetta le regole. La sorprendono questi risultati? Purtroppo no, perché noi lo prevedevamo anche dai fatti della cronaca, diciamo, quotidiani e quant'altro, anche perché voglio dire, è da anni che anche l'Unione Europea insiste sul dimezzamento delle vittime sulla strada. Purtroppo l'Italia ci abbiamo messo 20 anni per diminuire il 59%, mentre lo dovevamo farlo in 10 anni e così via. Adesso c'è anche una modifica del codice della strada, in particolare per quanto riguarda l'uso del cellulare, quindi norme più severe, sono sufficienti, sono educative? Allora, da una parte potremmo dire di sì, però bisogna insistere sulla prevenzione. Poi bisognerebbe mettere in pratica anche già le leggi che ci sono. Ecco, quindi bisognerebbe insistere molto di più sulla prevenzione. E formazione responsabile del conducente a partire dalle scuole, dalle autoscuole, molto importante. È stato fatto anche un bilancio economico di questi incidenti stradali che pesano quasi l'1% del Eh, PIL, che se fosse sì, destinato a proprio alla livello, sicurezza sì, stradale e alla sì. prevenzione, probabilmente potrebbe essere ben impiegato. A livello nazionale si parla quasi di 18 miliardi. Ridurre l'incidentalità, le mortalità e le disabilità, diciamo, complessive in strada, sono risorse che potremo attribuire e usufruire per incrementare la prevenzione, per incrementare le opere di sensibilizzazione a tutti i livelli. Se l'incidentalità resta pressoché uguale, vuol dire che qualcosa non funziona, per cui bisogna andare a capire dove incrementare i livelli di intervento.